Anche chi serve in sala deve, a mio avviso, ricordarsi che è buona cosa saper raccontare quello che si propone, quindi quello che si cucina, gli ingredienti che si usano e come si sono preparati. Quindi il saperli raccontare fa vivere sicuramente un'esperienza di maggior spessore a chi è lì per passarsi una bella serata o o un momento per mangiare. Un corso di 3 giorni per 15 ristoratori padovani per imparare anche dal teatro. Sì, perché queste 9 ore di formazione vogliono proporre una contaminazione tra il mondo dello spettacolo e le attività ristorative. Un'idea che nasce proprio dai clienti degli esercenti. E da un'esigenza manifestata dai clienti, dei ristoranti, una maggiore empatia da parte del personale di sala che deve essere professionista non solo nelle tecniche ma anche nel saper interpretare i bisogni più o meno manifestati da parte dei clienti. Esercizi e attività che solitamente vengono applicate alla recitazione e possono aiutare anche la gestione di un pubblico esercizio. Lo spazio è un compagno di scena che c'è in qualunque attività che facciamo e spesso ci se ne dimentica perché essendo fatto di vuoto non ci viene così naturale considerarlo, invece esiste ed è qualcuno che è insieme a noi. Rifarsi al training teatrale per raccogliere applausi anche al ristorante. Quindi puntate all'Oscar. Diciamo di sì.